oggi sono in uno stato samadico, contrariamente alle perturbazioni artiche che procedono sullo stivale, questo meraviglioso stivale, che poi artiche non sono, perché orograficamente le perturbazioni quando arrivano da nord, al nord portano la neve e il freddo, ma al centro e al sud è il caldo. Voi mi chiederete perché? Ve lo dico io, perché questo è lo stivale, questa è la perturbazione artica, al nord è contenta di andare lì, ma subito dopo la Toscana gira, va in Africa e torna. Ci vorrebbe un buco di 5-6 chilometri sull'Appennino per avere un clima continentale anche a Roma, che ci farebbe comodo, visto che ormai le stagioni sono quello che sono e l'estate, per quanto mentano i bollettini ogni giorno sui giornali, a Roma minimo 45 gradi. Questa è una domanda sconvolgente che io mi sono fatto, la capacità di mentire, ma ovviamente inconsapevolmente. Nessun uomo mente consapevolmente, perché ha a che fare con la coscienza. Se uno mente vuol dire che non può proprio farne a meno. Sì, questo. E quindi in questo giorno perturbatissimo, con la pioggia a raffiche, con i poveri ragazzi che sgaiattolano tra una pozzanghera e l'altra, io sono qui samadicamente in connessione con todo il mondo, che in questo caso è soltanto e semplicemente un piccolo sito pallonaro di un piccolo paese ridente, come sempre, come tutti i paesi in Italia sono ridenti, e forse per questo anch'io sono ridente, da quando vivo in una cittadina ridente. Voglio essere subito carciofaro, per salutare il grande, come altezza, quasi 1,86-88, Renan Pippi, che ha scelto intelligentemente l'Atletico. Buena suerte, caro Renan, buena suerte. Ma per fortuna del Monterosi FC noi abbiamo trovato un altro bomberone che fino adesso ha segnato 10 gol in una squadra di Castelfidardo, che se non vado errato è una cittadina ridente, anch'essa delle Marche, non ricordo esattamente il luogo geografico preciso. E questo bomberone, che io chiamerò El Puntero, poiché è argentino, ha già segnato 10 gol senza rigori, quindi uno più di te, Pippi, che ne hai fatti 9 con 3 o 4 rigori, non ricordo. In più abbiamo l'ingresso di 2 giovani veramente carini, per usare una metafora sulle capacità calcistiche di questi 2 fanciulli virgulti, del 98, Nannini, un centrocampista feroce e maramaldo, e Tassoni, un esterno non feroce ma determinato e coi piedi carini. Quindi la rosa del Monterosi non si è trasformata in un crisantemo, come forse molti speravano, ma è rimasta una rosa ancora più bella, più fragrante, più profumata. E passiamo alla seconda domanda, che non c'è, ma io presuppongo a questo punto che un intervistatore fantasma dall'altra parte me l'abbia fatta, e la domanda neanche la faccio e io rispondo però, per cui si comprenderà qual era la domanda. Perché non mettiamo la o il VAR, non si è capito se maschio o femmina, anche in Serie D? Sapete che oggi con il rivoluzionamento tecnologico in atto, la velocità, con degli strumenti piccolissimi si può avere la possibilità, con una piccolissima spesa, di verificare immediatamente le azioni più importanti o più conflittuali che accadono sempre nel calcio. È una proposta, una modesta proposta che io faccio agli ascoltatori, e se poi questo venticello di novità si propaga nell'etere del calcio, ben venga, io ne sarei felice, perché altrimenti siamo all'interno di un'illogica giuridica, voglio dire, perché in Serie A c'è il
VAR è in B, in C, in D, non c'è, a questo punto anche l'eccellenza giustamente dice perché noi chi siamo? E allora a questo punto c'è anche la promozione, ma c'è anche la prima categoria, la seconda e la terza. Voglio dire, la legge è uguale per tutti, così insegnano a scuola e veramente io ogni volta che verifico che realmente la legge è uguale per tutti sono un uomo veramente felice che voi non potete neanche immaginare quanto, perché bisogna proprio convincersi che la legge è uguale per tutti. Piccole proposte in un sabato ventoso e piovoso, e domani l'anticipo con il Latina, questa Latina, è un po' come l'Aquila, Latina, non sappiamo bene come arrivare sul posto, è un bellissimo stadio, da serie superiore, questo ci entusiasma, ci piace, io faccio un grande abbraccio a Latina, mi auguro che anche Latina, anche se sta lì, faccia un grande abbraccio a questo piccolo, povero Monterosi derelitto che viene a giocare in un grande stadio e speriamo che qualcosa ce la mandi buona, anche se stupidamente, ovviamente stupidamente, noi pensiamo che anche a Tina, a Tina, si possa fare il risultato, che sia una bella partita e che la notizia di una possibilità atomica, di una diramazione più vasta della giustizia sportiva possa avere un senso, un segno, una nascita, perché lo sport è la vita, lo sport è il sociale, lo sport è il futuro dei nostri bambini. Olive Dolci.